su Gaza, su Trump, sul ruolo del nostro governo. I nostri inviati Nicola Di Turi e Alessandro Pasquin hanno intervistato il direttore del Foglio e il direttore del Fatto Quotidiano e entrambi hanno posto le stesse domande. Allora andiamo a vedere un po' cosa ne è uscito. Guardate. Mosca continua a bombardare Kiev e ormai non si parla neanche più di deporre le armi. L'obiettivo di Vladimir Putin è conquistare l'intera Ucraina? Si è scoperto improvvisamente che il grande nemico della pace in Ucraina non è Zelensky ma è Putin. Putin non vuole la pace, Putin vuole conquistare l'Ucraina e il riarmo più pericoloso per l'Europa non è quello dell'Ucraina e dell'Europa, è semplicemente quello della Russia. Non credo che lo volesse all'inizio, altrimenti non l'avrebbe invasa con pochi uomini, 170.000 contro i 400.000 di Kiev. Credo che Putin voglia consolidare il suo controllo nelle 4 regioni che ha annesso nel settembre del 2022. Cosa sta succedendo a Gaza e sei d'accordo con chi 80 anni dopo riparla di sterminio e deportazione della popolazione? Non credo che si possa parlare di genocidio, credo che si possa parlare tranquillamente di uno sterminio voluto della popolazione palestinese, e se ci sarà la deportazione della popolazione si potrà parlare naturalmente di deportazione. Bisogna essere intelligenti, accorti e misurati nel non creare equivalenze storiche tra un passato che non c'è più e un presente del tutto diverso, ma quello che sta facendo Israele oggi a Gaza non è più comprensibile. Il bicchiere di Donald Trump oggi, finora, è mezzo pieno o mezzo vuoto? Il bicchiere di Donald Trump è mezzo pieno per tutti coloro che Trump ha provato a sfidare. Trump voleva indebolire l'Europa dei parassiti. L'Europa grazie a Trump è più forte, più coesa, più integrata e riesce a ragionare sul futuro. Trump non ha raggiunto nessun risultato da quelli che voleva raggiungere e ha creato una politica di autolesionismo puro, mettendo in difficoltà prima di tutto i suoi follower. Qualche risultato l'ha già ottenuto, è chiaro che aveva creato talmente tante aspettative che al momento evidentemente chi ci aveva creduto al 100% è deluso, però non credo che nemmeno il bicchiere sia completamente vuoto, è l'unico che sta provando a far finire le guerre. Il tuo giudizio sul ruolo di Giorgia Meloni oggi, finora, sullo scacchiere internazionale? Le va riconosciuto il merito di avere smesso di sabotare il negoziato. Adesso che c'è Trump, se non altro l'Italia non si è unita a quel mini club di mitomani velleitari che si fanno chiamare volenterosi, non ha nessuna influenza positiva sul negoziato, ma almeno evita di sabotarlo. Meloni è come un funambolo che cammina su un filo e può cadere da un momento all'altro. Al momento non è caduta, ma quello che prima era una prudenza accorta adesso è una incomprensibile posizione che a volte è finalizzata a essere puntiere, a volte che la posizione è finalizzata a essere invece un qualcosa di simile a una situazione imbarazzante. Quindi Meloni non sa bene cosa dire, non sa bene cosa fare, cerca di mediare, ma non basta essere una mediatrice per essere una statista.